Abeo non è solo un'associazione, è una grande famiglia, tra l'altro di famiglie oggi sono state presenti veramente tantissime, con i bambini che hanno giocato, grazie anche agli alpini. Insomma, tutto questo però è possibile anche grazie al sostegno di chi crede in Abeo e al sostegno anche di tante persone. A partire ovviamente, vogliamo accoglierlo con un grande applauso, a partire proprio dal presidente di Abeo Mantova, ovviamente Vanni Corghi. Una giornata bellissima, presidente, ma soprattutto un traguardo importante, giusto? 30 anni vuol dire che il mondo è cambiato, vuol dire che eravamo in un periodo in cui le cose si facevano in un certo modo, oggi è un altro modo. Ma tutto è proseguito con la speranza, perché nel 90 si ammala mio figlio di leucemia, io con la speranza di riuscire a guarire mio figlio, che oggi ha 40 anni ed è qui con me, ho cominciato a pensare a come si poteva fare. Ho incontrato a Verona delle persone che avevano lo stesso mio problema e quindi la speranza di poter guarire i propri figli, e abbiamo cominciato a fare delle cose. Da lì la speranza ha portato a sognare delle cose da realizzare, trovare la collaborazione e la coprogettazione con persone e quindi poi realizzare tutta una serie di cose che oggi, dopo 30 anni, quasi ti dici ma come abbiamo fatto a fare queste cose? Io volevo, visto che c'è questa intervista, volevo ringraziare tutte le persone che sono passate attraverso Abeo, tantissime persone e belle persone con cui abbiamo lavorato e con cui abbiamo realizzato delle cose, perché da soli non si fa nulla. È un modo per stare vicino a delle famiglie che hanno avuto la prova estrema di una malattia grave e rara di un bambino, di un figlio così piccolo, per cui chiaramente è ancora più drammatica la prova, e in quella solitudine alcune famiglie hanno capito che dovevano unirsi, reagire e trovare anche una rete di legami per poter fare appunto della solidarietà concreta, che vuol dire sostegno alle famiglie, riuscire a fare donazione ematica di organi, di cellule e creare anche strumenti ospedalieri, spazi, occasioni, strutture per poter dare sollievo a questi bambini e alle loro famiglie. Credo che il nostro territorio è forte dal punto di vista sociale proprio perché questa cultura solidaristica che c'è nel nostro territorio può attraverso le associazioni diventare qualcosa di concreto per la cura della persona. Perciò oggi ricordiamo 30 anni di lavoro e auguriamo che questa associazione possa avere ancora tanto futuro all'insegna della speranza da dare a tante famiglie, a tanti bambini. Oltre a costruire tante mura, tanti mattoni, avete costruito tanti legami con le persone. Questi legami fanno sicuramente più forte e più unita la nostra comunità, e questo è il grande valore della solidarietà e del volontariato che portate avanti da 30 anni. E di questo io credo vi dobbiamo assolutamente ringraziare. Io lo dico ai volontari, ai supporter, ai soci di Abeo in questi 30 anni. Voi non sarete medici, magari non sarete infermieri, ma avete salvato tante vite e migliorate tante altre. Come ho scritto anche nella prefazione del libro che oggi andremo a presentare, la consideriamo Abeo una famiglia dentro Famiglia SST di Mantova. È una collaborazione che negli anni ha generato grandi progetti, siamo riusciti a fare rete e non è solo un'associazione che genera un sostegno verso questi piccoli pazienti, ma come dicevo abbiamo creato una rete che ha fatto mura, perché sicuramente abbiamo realizzato l'Abeo Bolla, l'Abeo Nave e poi tantissimi progetti ancora ci sono, ma è un'associazione che è sempre vicina alla SST di Mantova e ci sostiene e collabora dove c'è comunque una reciproca fiducia. Ecco, io voglio sperare che questi siano i primi 30 anni di Abeo e che quindi questo sia la base per altri progetti che si proiettano nel futuro.